Vi presentiamo Gianmario Guidarelli, che è uno studioso di storia dell'architettura, docente presso l'Università di Padova, qualche volta anche presso l'Università di Venezia, IUAV, dove si è formato. Ci parlerà oggi della cattedrale. Vuoi che annoveri qualche tuo titolo, qualche tuo merito? È uno specialista in storia dell'architettura religiosa, in particolare tema, devo dire, negli ultimi tempi forse un po' negletto come tale. Bene, grazie. Prego. Allora, questo tema della cattedrale mi è, devo dire, molto familiare, perché nel corso dei miei studi mi sono occupato di due cattedrali, una medievale, la cattedrale di Napoli, e una che ha una lunga storia medievale e poi rinascimentale e barocca, che è quella di Venezia, l'ex cattedrale San Pietro di Castello. Della cattedrale di San Pietro di Castello ne parleremo in maniera approfondita. Allora, questo quarto appuntamento si propone di essere in continuità con i tre che mi hanno preceduto, sul Theatron, sulla Basilica e sul Martyrion. E vedrete come il tema della cattedrale si pone in maniera problematica, e quindi ci saranno anche molti punti interrogativi che io vi sottoporrò, in continuità con quanto ha detto chi mi ha preceduto, cioè Paola Placentino. Allora, innanzitutto, che cos'è una cattedrale? Per definire la cattedrale mi avvalgo della definizione dell'Enciclopedia Treccani. La cattedrale è la chiesa gerarchicamente principale della diocesi, cosiddetta perché il vescovo ha ivi sempre il suo trono o cattedra. Presso di essa il vescovo risiede abitualmente, in essa insegna e celebra per tutti i suoi fedeli. Quindi è una definizione che parte dalla funzione, non dalla forma. La funzione di una cattedrale è quella di essere la sede del vescovo, dove ha la sua cattedra, dalla cattedra presiede le celebrazioni e da cui interpreta il Vangelo, esercitando quel ruolo fondamentale nella teologia cattolica e nella pastorale, che è quello della tradizione, cioè della interpretazione continua e della trasmissione del messaggio evangelico. Presso di essa però il vescovo non soltanto celebra e insegna, ma anche abita, cioè la cattedrale in realtà è il centro, lo vedremo, è il cuore cultuale, cioè dove si esercita il culto, di un complesso formato da più edifici, ognuno con una sua funzione, e una di queste funzioni è la residenza del vescovo. Allora non dobbiamo confondere le cattedrali con altre forme di architettura cristiana, per esempio la chiesa abbaziale, di cui parleremo nella prossima lezione, quando parlerò dei conventi e dei monasteri. Non sono i santuari, non sono le parrocchie, eccetera. Quindi noi parleremo soltanto di una specifica sezione dell'architettura cristiana, in particolar modo cattolica, che si definisce innanzitutto per la funzione. Questo è importante perché, come vedremo, a partire da questa funzione, nella storia dell'architettura, questa funzione si è concretizzata in forme architettoniche, cioè in forme spaziali, che hanno presentato una grande varietà, pur concentrandosi attorno al tipo della basilica, quindi alla forma basilicale che voi già conoscete perché ve ne ha parlato Paola Placentino. Il punto è che nel corso dei secoli la funzione, che è principalmente liturgica, cioè la celebrazione, si è evoluta con l'evoluzione della liturgia, attraverso due grandi passaggi di cui parleremo, di due cesure molto importanti, il Concilio di Trento, nella seconda metà del Cinquecento, e il Concilio Vaticano II, che hanno rinnovato, non hanno stravolto, ma hanno rinnovato la liturgia. Di conseguenza c'è stata la necessità di rinnovare gli spazi liturgici, nella maggior parte dei casi in edifici preesistenti. Quindi gli edifici di cui parlerò oggi, in realtà sono l'esito di molte trasformazioni che si sono succedute nel corso dei secoli e che hanno configurato
le cattedrali di cui parleremo nella forma in cui le vediamo oggi. E questo avviene non soltanto per quanto riguarda il cuore cultuale del complesso episcopale, ma spesso per tutto il complesso episcopale. Quindi in realtà dobbiamo fare la tara di molte trasformazioni che si sono succedute, e quindi quello che noi vediamo in una buona parte dei casi è perlomeno l'esito di trasformazioni dovute a restauri che si sono svolti fra 8 e 900. Quindi in realtà quello che noi vediamo, e questo è importante dal punto di vista, diciamo così, concettuale per comprendere l'architettura, è stato scelto dai restauratori di 8 e 900. Detto questo, è vero che la funzione si è evoluta e con essa anche la forma. Esiste però un prototipo, cioè esiste la prima cattedrale, che è San Giovanni il Laterano, che però non è il primo edificio cultuale cristiano. In effetti, i primi edifici cultuali cristiani erano le Domus Ecclesiae, ovvero sia prima dell'editto di tolleranza di Costantino 313, i cristiani in uno stato di illegalità, quindi di nascosto, si riunivano in case, nella maggior parte dei casi di patrizi, che accoglievano le comunità cristiane, dove soprattutto i piani terreni di queste domus venivano organizzati con degli spazi che erano di solito suddivisi in aula per le celebrazioni, aula per i catecumeni, cioè coloro che ancora non erano battezzati, e battistero. Ne vediamo qui uno dei migliori esempi, meglio conservati, ad Dora Europos, nell'attuale Turchia del III secolo. Vedete, era una casa con una serie di piccoli ambienti. In particolar modo vi mostro la ricostruzione del battistero. Allora già questo ci dice quanto il battistero è importante in un edificio cristiano, perché il battistero è quel luogo dove si diventa cristiani, e quindi si passa da uno stato di non cristiano a uno stato cristiano. E questo è importante, lo vedremo nella organizzazione degli spazi delle cattedrali, perché soprattutto nei primi secoli c'era una netta cesura fra questi due popoli, coloro che erano battezzati e coloro che dovevano ancora essere battezzati. La prima cattedrale, come vi dicevo, è San Giovanni il Laterano. San Giovanni il Laterano, che acquisisce questa dedicazione a San Giovanni Battista soltanto nel 904, ma nasce come cattedrale dedicata al Santissimo Salvatore subito dopo l'editto di Costantino. Costantino promuove è Costantino stesso che promuove la costruzione della prima cattedrale del Vescovo di Roma in un'area di sua proprietà, ovvero sia i cosiddetti Orti Lateranensi, che si chiamano così dalla famiglia dei Laterani, da cui era stata acquisita l'area da Nerone, quindi diversi secoli prima, in cui era stata costruita una caserma di militari, Castra Nova Equitum Singularium, nell'ambiente dei quali è stato ricavato la grande area destinata alla cattedrale e, come vedremo, anche una serie di ambienti laterali. Quindi in realtà, ancora una volta, dobbiamo pensare che gli edifici di culto, anche in questo caso che è una fondazione ex novo, comunque avevano a che fare con dei vincoli, delle preesistenze, e con essi dovevano confrontarsi. Costantino fonda un edificio smisurato, 100 metri di lunghezza per 55 di larghezza, un edificio che era perfettamente commisurato a una comunità di cristiani che nel corso dei secoli, in uno stato di illegalità, si erano comunque moltiplicati, e, come già sapete perché ve l'ha accennato Paola Placentino, ha adottato il tipo edilizio della basilica. Perché? Perché la basilica ha una serie di caratteristiche costruttive e spaziali che erano perfettamente congruenti con la liturgia connessa ai riti cristiani. Ovvero sia, è un ambiente molto spazioso, dove il vuoto prevale rispetto al pieno grazie a una struttura portante costituita da filari di colonne. La struttura in filari di colonne permette di suddividere lo spazio in maniera flessibile, ma anche, essendo costituita da moduli corrispondenti a una campata, era possibile
allargarla quanto si voleva. Quindi, essendo un edificio modulare, lo si può allungare, lo si può commisurare, si possono moltiplicare le campate a seconda del dimensionamento che è necessario per le sue funzioni. La cattedrale del Santissimo Salvatore, che qui vedete in una ricostruzione, ce ne sono diverse ricostruzioni della fase iniziale, a chiusura di cantiere, perché nel frattempo la cattedrale è stata più volte modificata e oggi di questa struttura abbiamo quasi esclusivamente muri d'ambito, cioè il perimetro esterno, perché nel frattempo ha subito una serie di stratificazioni di interventi di cui parleremo a breve. Un impianto basilicale, quindi formato da 5 navate, di cui la centrale maggiore rispetto alle altre, con un ingresso, lo vedete, in uno dei lati più brevi e non sui lati lunghi come per esempio la Basilica Ulpia, e soprattutto con una terminazione orientale più complessa rispetto alle basiliche romane, le basiliche diciamo civili. Con le basiliche civili però condivide la presenza di un'abside. Un'abside che in questo caso serviva a ospitare la cattedra del vescovo. Vedete che sempre con le basiliche romane condivide la struttura spaziale, quindi non soltanto la planimetria in 5 navate, ma anche l'altezza decrescente delle navate, per cui la navata maggiore è più alta di quelle laterali, permettendo così l'apertura di una serie di finestre nel claristoro che illuminano, che inondano di luce la navata maggiore. Invece le navate minori erano più in ombra. Questa struttura, apparentemente così semplice, aveva invece delle caratteristiche che determinano l'adattamento di un edificio civile a uno scopo, a una funzione cultuale. Innanzitutto una divisione in 2 parti di questo spazio. Una divisione segnata da un manufatto, questo, il cosiddetto fastigium, che Costantino paga di tasca propria. Era un oggetto costituito da 4 colonne che sorreggono 2 trabeazioni e un arco al centro, completamente rivestito d'argento, con un coronamento costituito da una statua di Cristo e i 12 apostoli ai 2 lati. Si tratta nient'altro del primo fra le iconostasi, cioè non solo iconostasi, ma anche di tutta quella serie di elementi che suddividono il cosiddetto presbiterio dal resto della Chiesa, ovvero sia quegli elementi che almeno fino al Concilio di Trento, quindi siamo nella seconda metà del Cinquecento, dividevano lo spazio della Chiesa in 2 parti quasi completamente autonome. Una suddivisione che viene approfondita da altri elementi. Noi sappiamo, per esempio, che nella Chiesa costruita da Costantino esisteva una serie di transenne che delimitavano un percorso al centro della navata maggiore, permettendo così l'accesso in processione del Vescovo di Roma con tutto il suo corteo all'inizio della celebrazione e l'uscita alla fine della celebrazione. Questo spiega anche un altro aspetto dell'adattamento della basilica romana al culto cristiano, ovvero sia il fatto che c'è bisogno di un edificio lungo, sviluppato longitudinalmente, per poter accogliere la prima e l'ultima delle fasi della celebrazione eucaristica, quindi uno spazio processionale. Una volta arrivati, lo vedete qua in questa assonometria, una volta arrivati al fastigium, il corteo passa nella parte del presbiterio, che è suddiviso dal resto dello spazio della chiesa attraverso altri plutei che si trovavano in chiusura, lo vedete qua, delle
navate laterali. Insomma, due spazi autonomi, uno destinato alla celebrazione e uno destinato al pubblico che assisteva alla celebrazione. Uno spazio quindi apparentemente semplice, in realtà complesso, proprio in virtù della funzione a cui doveva rispondere. Uno spazio complesso, quindi, il presbiterio, che occupava tutta la parte orientale della chiesa e che era dotato di una serie di manufatti che poi diventeranno comuni in tutte le cattedrali successive. Principalmente abbiamo la cattedra del vescovo, che si trovava rialzata sull'asse dell'abside. Accanto a questa cattedra si trovavano i seggi del collegio dei canonici. Ed ecco il secondo protagonista di una cattedrale, il collegio dei canonici. Il collegio dei canonici è quel collegio di sacerdoti della cattedrale cui è delegato l'organizzazione delle celebrazioni. Davanti a esso, davanti a questo spazio, si trova l'altare vero e proprio. L'altare vero e proprio che in questa prima fase della liturgia cristiana prevedeva una posizione del sacerdote verso un populum, ovvero sia rivolto verso il popolo dei fedeli, che lo poteva intravedere attraverso le colonne del fastigium e ascoltare oltre questa transenna. Quindi una vera e propria cesura, che io ho indicato con questa linea, fra uno spazio cosiddetto plebanale, quindi riservato al popolo dei fedeli, e una pars presbiteriale. Un'organizzazione che è ancora in parte visibile, nonostante tutte le trasformazioni che ci sono state nel corso dei secoli, ancora oggi. Guardate per esempio come oggi appare l'abside della cattedrale di San Giovanni in Laterano, dopo le trasformazioni del XIII secolo e poi del XIX secolo. Esiste ancora la posizione della cattedra in asse, che tecnicamente si definisce siuntronon, cioè con il trono in greco, siuntronon, in una organizzazione molto simile a quella che possiamo vedere ancora oggi nella cattedrale di Torcello. Vedete la cattedra del vescovo e i seggi per il collegio dei canonici. Ecco, tanto per darvi un'idea di come doveva essere l'organizzazione originaria di San Giovanni in Laterano. La cosa interessante è che noi sappiamo di come era organizzato la prima fase di San Giovanni in Laterano in base a una serie di fonti, di documenti scritti, il cui principale sono le Constitutiones apostoliche. Le Constitutiones apostoliche, che recentemente sono state datate al 375-380, sono uno dei primi testi liturgici del cristianesimo. Qui ci si rivolge al vescovo e la descrizione che viene fatta di come si deve svolgere una celebrazione, che non è direttamente riferita a San Giovanni in Laterano, ma che evoca quello che doveva succedere nella cattedrale di Roma, ci dà un po' l'idea di come doveva funzionare una cattedrale. Dice il testo: «O vescovo, quando avrai riunito la Chiesa di Dio, come il comandante di una grande nave», ecco, bellissima questa metafora della Chiesa come una nave, «ordina che l'assemblea sia fatta con ogni cura e disciplina. E per prima cosa sia il santuario di forma oblunga e rivolta verso oriente». Quindi la Chiesa deve avere una forma longitudinale, come vi dicevo prima, e rivolta verso oriente, cioè deve essere orientata, perché noi preghiamo Dio che ascese sopra il cielo dei cieli verso oriente. Nel mezzo, quindi, si è posto il seggio per il vescovo, quindi, come vi dicevo prima, in asse nell'abside, e da una parte e dall'altra stiano i sacerdoti. Sotto la cura dei diaconi, qui sta parlando dei diaconi, in un'altra parte della chiesa siedano i laici, ordinatamente e in silenzio. Anche le donne in una zona separata siedano, di questo parleremo successivamente, e assistano al rito. Quindi una organizzazione, una divisione dei ruoli del popolo a seconda del diverso ruolo che ha nella celebrazione,
e nel mezzo, stando in un luogo più alto, il lettore legga i testi sacri. Ecco un altro elemento liturgico importantissimo, il pulpito. Il pulpito che a San Giovanni il Laterano probabilmente si trovava qua, in una posizione centrale nella navata centrale. Questa è un'ipotesi, ma sicuramente non stava nel presbiterio, ma stava nella pars plebanale. Quindi tutti ugualmente si alzino e guardando verso oriente e usciti i catecumeni e i penitenti, preghino Dio, cioè la celebrazione cominci soltanto quando sono usciti i catecumeni e i penitenti e siano custodite le porte affinché non entri alcun non credente o non battezzato. Ecco, vedete che comunque i catecumeni devono essere espulsi durante la celebrazione. È per questo che in molte cattedrali vengono costruiti, e in molti santuari, per esempio San Pietro in Vaticano, vengono costruiti dei quadriportici antistanti la cattedrale. Sono i quadriportici che servono proprio per coloro che ancora non possono assistere alla messa. Ma non è l'unica soluzione, come vedremo. Non è l'unica soluzione quella del quadriportico esterno come luogo dove sistemare coloro che ancora non sono battezzati prima che possano entrare. Lo vedremo fra un attimo. La cattedrale di San Giovanni il Laterano oggi si presenta così. Dopo le trasformazioni, dopo le innumerevoli trasformazioni che si sono svolte, che si sono succedute quasi immediatamente dopo la prima costruzione, prima di tutto con la costruzione di un transetto, poi con la realizzazione di un altare, di un ciborio, di una grande struttura a ciborio che proteggeva l'altare, e qui siamo nel 1370, e con la sostituzione della trabeazione che inizialmente copriva le colonne con una successione di archi. Queste trasformazioni avvengono soprattutto in conseguenza di terremoti, ma non esclusivamente. Per esempio, la più importante trasformazione avviene in occasione dell'anno santo del 1650, quando Innocenzo X chiede a Francesco Borromini di riconfigurare tutto lo spazio secondo un linguaggio completamente diverso dalla Chiesa preesistente. Per cui noi abbiamo la testimonianza più efficace della Chiesa preesistente, l'abbiamo in questa veduta di Filippo Gagliardi, un affresco nella chiesa di San Martino ai Monti, dove vediamo che prima della trasformazione di Borromini, oltre al ciborio, abbiamo anche un altro elemento che non abbiamo visto prima. È scomparso il fastigium nel corso dei secoli e al posto del fastigium, che si trovava in questa posizione, viene costruito un grande arcone che inquadri il ciborio, un arco sostenuto da due colonne giganti, un elemento architettonico definito arco trionfale. Questo arco trionfale è rimasto nella ricostruzione di Borromini. Borromini cosa ha fatto? Ha incapsulato questi colonnati in una successione di pilastri molto massicci, anche perché c'erano problemi di statica, e quindi riconfigurando appunto con un linguaggio barocco, fra mille virgolette, un edificio paleocristiano. Ora, se questo è il prototipo delle cattedrali, quindi ha una serie di elementi spaziali e funzionali che poi diventeranno, diciamo, canonici in gran parte delle cattedrali successive, è vero che contemporaneamente si stavano sviluppando delle varianti di cattedrali. Un caso importantissimo è quello di Aquileia. Il complesso ex patriarcale di Aquileia oggi si presenta come un grande impianto basilicale con un transetto alto quanto la navata maggiore, con un battistero, qui non si vede, ma c'è un battistero in asse con la chiesa, quindi con la navata maggiore, e un grande campanile. In realtà anche questo è l'esito di innumerevoli trasformazioni nel corso dei secoli, perché il primo complesso episcopale di Aquileia era in realtà formato non da una, ma da due cattedrali. Era una cattedrale doppia in cui l'area
dell'attuale cattedrale, dell'attuale basilica, coincide più o meno con l'area che vi ho segnato in rosso. Un complesso episcopale formato da 2 basiliche. Qui siamo già in una fase successiva rispetto a quella originaria, perché quella originaria risale probabilmente al 310 e quindi probabilmente è precedente alla cattedrale di San Giovanni in Laterano. Anche nella primissima fase, di cui sappiamo pochissimo, c'erano 2 basiliche parallele, di cui la fase del V secolo costituisce una ricostruzione in forme più grandi, in dimensioni maggiori. Quindi l'organizzazione a doppia cattedrale è in origine propria del complesso di Aquileia. 2 basiliche, lo vedete, a 3 navate, senza una abside conclusiva, ma con una terminazione retta, e con 2, lo vedete, con 2 oggetti che sono costituiti da una pedana che si prolunga con una lunga tribuna fino al centro della navata maggiore. Si tratta del bema. Il bema è il luogo da cui vengono proclamate le scritture sacre, quindi un vero e proprio pulpito. Un pulpito però che è collegato al presbiterio, dove si trova l'altare sia nella prima che nella seconda cattedrale, e che distrugge costituisce una versione alternativa dello spazio sacro e distrugge quella divisione fra parte plebanale e parte presbiteriale che abbiamo visto in San Giovanni in Laterano. Quindi fin dall'inizio, nella architettura cristiana, la cattedrale si presenta in diverse varianti spaziali che rispondono però a una medesima funzione. Perché una doppia cattedrale? Una doppia cattedrale perché ci sono diverse ipotesi. Quella maggiormente acquisita dagli studi è che una delle 2 cattedrali, una delle 2 basiliche, originariamente fosse destinata ai catecumeni, i quali dovevano poi passare attraverso un percorso iniziatico che prevedeva la presenza di un battistero per entrare, una volta battezzati, nella seconda cattedrale, nella seconda basilica, che era la cattedrale vera e propria. È anche vero però che questa struttura complessa dal punto di vista funzionale è visibile nell'organizzazione degli spazi. Abbiamo quindi le 2 basiliche, il battistero, un battistero che vedete ha una forma ottagonale inserita in un quadrato. Il battistero è una parte importante di una cattedrale, ha una funzione, come vi dicevo, fondamentale. Per secoli gli unici battisteri che si potevano trovare in una città erano nella cattedrale, quindi bisognava l'unica chiesa matrice, come si dice, cioè la chiesa in cui ci si poteva battezzare era la cattedrale. E l'idea di un battistero ottagonale naturalmente ha come prototipo il primo dei battisteri realizzati a Roma, cioè ancora una volta il battistero di San Giovanni in Laterano. Uno spazio ottagonale, probabilmente ottagonale non tanto per motivi teologici, l'ottavo giorno, eccetera, ma per motivi contestuali, perché molto probabilmente era stato realizzato, il primo battistero, nell'ambiente del calidarium delle terme della caserma lateranense. Quindi in realtà l'ottagonalità deriva molto probabilmente dal riuso di uno spazio preesistente. Spazio preesistente che inizialmente era un semplice ottagono coperto da una cupola e poi è stato, nella prima metà del V secolo, è stato suddiviso con questa transenna doppia transenna ottagonale che poi appunto è diventato di modello per decine e decine di altri battisteri cristiani. Quindi la doppia cattedrale di Aquileia, il battistero e poi in giallo, lo vedete, tutta una serie di ambienti di collegamento formati principalmente da un corridoio, da un atrio comune alle due basiliche e un quadriportico, lo vedete, in asse con la seconda delle 2 basiliche. Come vi dicevo, una doppia cattedrale
che in questo caso probabilmente è dovuto almeno in una prima fase a una divisione fra battezzati e catecumeni, ma la presenza di doppie cattedrali è molto comune nei primi secoli del cristianesimo, semplicemente perché nel corso di poche generazioni, nel momento in cui dopo l'editto di tolleranza successivamente il cristianesimo diventa religione di Stato, il numero dei fedeli si aumenta vertiginosamente e quindi la prima cattedrale costruita non è più sufficiente a contenere tutti i nuovi fedeli. Per cui viene costruita una seconda cattedrale e che di volta in volta può essere anche utilizzata come per variare fra l'inverno e l'estate, quindi può esserci una cattedrale invernale e una estiva. Pare che questo sia il caso di Milano. A Milano, vedete qua Piazza del Duomo nell'attuale configurazione, la grande mole del Duomo di Milano, della Cattedrale di Milano, costruita nel XIV secolo, e vedete le tracce del complesso episcopale preesistente alla nuova cattedrale costruita nel basso medioevo, che era formata da ben due cattedrali, la Basilica Vetus e la Basilica Maior, poi è chiamata Santa Tecla. Come vedete, due basiliche con degli ambienti. Per esempio questo poteva essere, secondo molti studiosi, potrebbe essere il battistero. In questo caso noi siamo sicuri che si trattava di una cattedrale invernale e di una estiva. Quindi allora, ancora una volta, ha una medesima funzione, diverse espressioni, diverse concretizzazioni spaziali. Ora, siamo arrivati a una definizione del tipo edilizio che avrà poi, come vi dicevo, delle trasformazioni, delle evoluzioni in parallelo con l'evoluzione della liturgia. Uno dei più importanti, anzi due fra i più importanti cambiamenti che avvengono fra il IX e il X secolo e poi successivamente nelle cattedrali sono, anche in questo caso, visibili nel complesso episcopale di Aquileia. Nel 1381, dopo molte trasformazioni, la cattedrale di Aquileia, di cui mi servo perché mi sembra un caso abbastanza emblematico di come una cattedrale viene trasformata nel corso dei secoli, appare con questa configurazione, ovvero sia una chiesa completamente diversa da quelle che possiamo immaginare fossero le due basiliche originarie, un ambiente molto grande, suddiviso in tre navate da filari di massicce colonne sovrastate da archi a sesto acuto. Vedete, qui siamo già in un linguaggio gotico, no? E con una terminazione con questa grande abside, ma soprattutto con l'introduzione di un elemento di cui finora non abbiamo parlato, ovvero sia il transetto. Il transetto, di cui vi aveva già fatto qualche cenno Paola Placentino, è un ambiente rettangolare realizzato trasversalmente rispetto alle navate principali. È un ambiente continuo, quindi è uno spazio continuo che non c'era inizialmente in San Giovanni in Laterano, perché in San Giovanni in Laterano, se avete presente, c'erano una serie di ambienti digradanti, non un unico spazio rettangolare continuo, al centro del quale si trova l'altare. Un transetto che vedete qua in pianta e in sezione, che viene aggiunto rispetto al manufatto preesistente per monumentalizzare un ambiente che diventa sempre più importante, cioè il presbiterio. In questo caso però, come vedete, vi avevo fatto notare prima, il transetto è alto quanto la navata maggiore. E non è un caso, perché tutte le volte che nel Medioevo trovate un transetto alto quanto la navata maggiore, quindi che ha la stessa monumentalità della navata maggiore,
vuol dire che i vescovi e il collegio dei canonici che hanno costruito questo transetto si rifacevano a un modello preciso, che non era una cattedrale, ma era San Pietro in Vaticano. San Pietro in Vaticano viene costruito con questo transetto, di cui vediamo qui una ricostruzione ideale dell'originario transetto di San Pietro in Vaticano, che era necessario uno spazio monumentale più importante rispetto a quello della cattedrale di San Giovanni il Laterano, semplicemente perché in questa parte della chiesa di San Pietro si svolgevano più funzioni rispetto a quello della cattedrale di San Giovanni il Laterano. C'era una funzione in più. Questa non è una cattedrale, ma è un santuario martiriale, è il luogo dove è sepolto San Pietro. E quindi oltre alle celebrazioni domenicali e pontificali, abbiamo qui altre due funzioni. La prima è quella del pellegrinaggio alla tomba dell'Apostolo, e quindi bisognava avere un luogo dove potessero arrivare i pellegrini attraverso le navate laterali, entrare nel presbiterio, nel transetto, girare intorno all'altare, no? Con la sottoconfessione di cui vi ha parlato Paola Placentino, girare attorno all'altare e senza interferire con il funzionamento dell'altare, tornare indietro e percorrere in un percorso anulare le altre navate laterali. Quindi c'era questa seconda funzione, ma ce n'era anche un'altra, quella delle cene fatte in occasione dei funerali dei membri della comunità cristiana. Spesso le navate di San Pietro in Vaticano erano occupate da delle grandi tavolate in cui venivano celebrate i funerali, dopo i funerali di un cristiano, ricordando in questo modo anche tutti i cristiani, oltre a San Pietro, che erano stati seppelliti nella necropoli sottostante. Quindi altre due funzioni che rendevano necessario un grande spazio in modo da poter far muovere autonomamente masse di persone autonomamente rispetto alla celebrazione dell'Eucarestia. Ad Aquileia però c'è anche un altro elemento che diventerà canonico nelle cattedrali medievali, la cripta. La cripta che viene realizzata sotto l'altare, quindi è parte integrante del presbiterio, una cripta che è organizzata con un impianto a sua volta basilicale, cioè è suddivisa in 3 navate da filari di colonne, e serve principalmente per la sepoltura dei vescovi. La cripta diventerà, come vi dicevo, un elemento importante delle cattedrali e servirà anche, ne vedremo fra qualche minuto un altro esempio, per sopraelevare il presbiterio, che diventa, diciamo, sovrastante rispetto al resto dello spazio, pur essendo comunque separato rispetto alla parsa plebanale da una transenna. Ora, tutti questi elementi formano in qualche modo il tipo della cattedrale nei secoli a cavallo fra il primo e il secondo millennio. Un esempio spettacolare di come viene concepita una cattedrale italiana è quello della cattedrale di Pisa. La cattedrale di Pisa è concepita come l'incrocio, come l'associazione di 4 basiliche, 4 corpi, 2 a 5 navate, ovvero sia il corpo principale della chiesa e il corpo del presbiterio, e 2 corpi, 1 e 2, costituenti i 2 bracci del transetto. Quindi il transetto qui diventa talmente importante da essere a sua volta suddiviso in navate. Al centro una cupola che si imposta su un rettangolo di base. Qui però abbiamo anche un altro elemento che potete osservare, ovvero sia il matroneo. Il matroneo, che consiste in una serie di gallerie sovrastanti le navate e che servivano appunto per accogliere quella parte di popolo di Dio, le donne, che dovevano essere separate rispetto ai maschi. È chiaro che in questa organizzazione, che
questa divisione fra maschi e femmine, il modello della sinagoga è sicuramente preponderante. Non dobbiamo sottovalutare l'influenza della sinagoga come spazio cultuale, come uno dei modelli della Chiesa cristiana, non soltanto la cattedrale, ma tutti i vari tipi di chiese cristiane. E la stessa configurazione basilicale, secondo alcuni studiosi, viene recepita anche da alcune sinagoghe che avevano un impianto basilicale. Vi mostro questa pianta. Vedete che questa pianta è diversa, la parte sinistra e la parte destra hanno due forme diverse, perché una pianta ha due livelli diversi. La parte destra coincide con l'attacco a terra e quindi vedete le colonne che suddividono le navate e che poi continuano nel transetto. La parte a sinistra invece è la planimetria a livello del matroneo. E questo per mostrarvi come tanto l'attacco a terra, quindi la parte principale della chiesa, quanto il piano superiore avessero la stessa divisione in navate laterali. E quindi in qualche modo era come due spazi paralleli che aumentano, quasi raddoppiano, lo spazio, il piano di calpestio della cattedrale. Ultima cosa importante riguardo a questa planimetria è la presenza non di un'abside, ma di 3 absidi. Il fatto che ci siano 3 absidi conferma che ci troviamo in una composizione di più basiliche, no? In una composizione monumentale di più basiliche. Ciò che però, a mio avviso, rende la cattedrale di Pisa uno degli esempi più importanti di complessi episcopali è il rapporto con la città. Questo aspetto è fondamentale in tutti i complessi episcopali, di cui la cattedrale, come vi dicevo, è il cuore. Qui a Pisa è evidente, la cattedrale è soltanto uno degli edifici che compongono il complesso episcopale, che a sua volta è formato da il campanile, il battistero, il camposanto e dietro non si vede il palazzo del vescovo. Il Campo dei Miracoli in realtà ancora una volta è l'esito di trasformazioni otto e novecentesche, quindi in realtà quello che noi vediamo, questo spazio così limpido, così, con i volumi così chiari, così quasi astratti nella loro limpidezza, in realtà è esito di trasformazioni molto recenti. Ma quello che è importante è vedere come la cattedrale diventa un pezzo di città e attraverso gli assi determinati dalla navata maggiore, dalla posizione del campanile, dalla posizione del battistero, informa di sé tutto il tessuto urbano circostante. Il complesso episcopale informa di sé tutto il tessuto urbano circostante. Probabilmente il caso più spettacolare di questo fenomeno, cioè del ruolo che la cattedrale assume all'interno della città, è a Modena. La cattedrale di Modena non è soltanto la sede del vescovo, ma è una parte integrante di un sistema di almeno 3 piazze che sono unite fra di loro, che sono interconnesse fra di loro, vedete, 1, 2 e 3 piazze, che sono interconnesse fra di loro proprio dallo spazio coperto della cattedrale. D'altronde noi sappiamo che nella cattedrale di Modena, come in molte altre cattedrali, si faceva di tutto. Si facevano le riunioni, si svolgevano per esempio le riunioni del comune, si faceva anche mercato in alcuni casi, si svolgevano attività giudiziarie, in qualche modo riproponendo a secoli di distanza le funzioni che venivano espletate nelle basiliche romane. Uno spazio, un edificio che, spero che queste immagini ve lo suggeriscano, che definisce anche, diciamo così, diversi angoli visuali, che non è soltanto un volume che occupa uno spazio e che serve da interconnessione fra le diverse piazze, ma determina anche molti punti di vista e quindi
rende possibile la leggibilità spaziale di queste piazze. Ancora una volta siamo davanti a un caso di trasformazioni che si sono succedute nel corso dei secoli, ma l'idea di uno spazio, quello della cattedrale, che serve a interconnettere i propri percorsi fra una piazza e l'altra, è evidente dalla stessa planimetria della chiesa. Vedete che la chiesa vera e propria, è costituita da un complesso a 3 navate, navata maggiore e 2 navate minori, suddivise da 2 filari di pilastri alternativamente grandi e piccoli, un pilastro maggiore e un pilastro minore, secondo una forma tipica del romanico che proviene dalla Germania, il cosiddetto sistema obbligato, cioè l'alternanza di un pilastro grande e di un pilastro minore. E poi vedete una chiara cesura in questa posizione dove comincia la cripta. Qui siamo al piano terreno, quindi siamo all'attacco a terra, vedete la pars plebanale e la pars presbiteriale sopraelevata sopra la cripta. I muri d'ambito non sono continui, sono traforati da una serie di portali, ne vediamo qui 2 che stanno sul fronte destro della cattedrale, che a loro volta sono esito di trasformazioni successive. Non è che nasce così la cattedrale. I portali vengono di volta in volta aggiunti e viene aggiunto anche la sopraelevazione del transetto. Quindi anche qui un edificio proteiforme che si adatta non soltanto al cambiamento della liturgia, ma anche al ruolo urbano che viene progressivamente ad avere nel corso dei secoli. Un ruolo urbano che in alcuni casi diventa territoriale. La cattedrale diventa, in alcuni casi, come per esempio nelle grandi cattedrali francesi come Bourges, Chartres e Amiens, diventano veri e propri landmark, segni territoriali, e quindi che orientano non soltanto lo spazio della città, ma orientano lo spazio di un territorio, e non lo orientano soltanto visivamente, lo orientano anche dal punto di vista sonoro. Non sottovalutiamo il ruolo che le campane avevano, le campane del campanile, nel ritmare il tempo della città, e non soltanto della città, ma anche della campagna. Il lavoro era ritmato nei campi e all'interno della città, era ritmato dal suono delle campane che rispondevano al tempo liturgico, naturalmente. Se vi ricordate come Manzoni descrive l'ingresso di Renzo a Milano, andatevelo a rileggere. Vedete che la descrizione di Milano comincia dalla cattedrale. Il Duomo di Milano, agli occhi di Renzo, è il fulcro della città, e la città si organizza attorno alla enorme, smisurata, gigantesca mole della cattedrale. E la cattedrale quindi è un segno, prima di tutto dimensionale, cioè smisurato rispetto alla scala dimensionale degli altri edifici, e non soltanto a livello urbano, ma anche a livello paesaggistico. Diventa un elemento importante del paesaggio. Ma torniamo a Modena. A Modena, come vedete, ed entriamo dentro la cattedrale, c'è questa distinzione chiarissima fra la pars plebanale e la pars presbiteriale. Una distinzione che è segnata dalla sopraelevazione del presbiterio grazie alla cripta, che è una vera e propria chiesa, una vera e propria basilica dentro la basilica, e che a sua volta era separata dal resto della chiesa grazie a una transenna che è stata demolita in parte, poi in parte ricostituita dopo il Concilio di Trento. Una transenna, una vera e propria iconostasi, di cui rimangono traccia nei plutei scolpiti da Viligelmo, che sono stati tolti dalla transenna e inseriti nella facciata principale. Ora, come succede che a un certo punto
il linguaggio delle cattedrali diventa il luogo, l'architettura delle cattedrali diventa il luogo dove si sperimenta il linguaggio dell'architettura. La cattedrale di Modena è uno degli esempi più alti e più importanti del romanico, una architettura che si basa sulla organizzazione dello spazio in campate coperte da volte a crociera, organizzate secondo una leggibilità perfetta degli spazi. Vedete che a una campata della navata maggiore corrispondono 2 campate della navata minore. Lo vedete in pianta, no? Ad una campata della navata maggiore corrispondono 2 della campata minore. Ed è proprio questo rapporto 1:2 che viene descritto, viene reso visibile dall'alternanza fra un pilastro maggiore e un pilastro minore. Il passo successivo è questo. Sono le grandi cattedrali gotiche francesi, di cui Chartres costituisce uno degli esempi più alti e più emblematici. Se guardate la cattedrale di Chartres, vedete che oramai è stato acquisito l'idea di un transetto suddiviso in navate. Vedete le grandi dimensioni, l'introduzione di 2 campanili che hanno una lontana origine nella cappella palatina di Carlo Magno ad Aquisgrana. Quindi 2 campanili, la suddivisione in navate, la moltiplicazione delle facciate principali, perché ogni transetto, ogni ramo del transetto ha una sua facciata con 2 campanili, ma soprattutto la maggiore importanza data al presbiterio, che non è più una semplice abside, ma si sviluppa in uno o più deambulatori che girano attorno al luogo della navata maggiore dove si trova l'altare. Su questi deambulatori si sviluppano si protendono delle cappelle laterali, chiamate radiali, perché sono disposte come sui raggi di un semicerchio. Perché l'introduzione di questo elemento in una cattedrale? Perché nel frattempo si è sviluppato il culto delle reliquie e si è sviluppato a partire dalla Francia, lungo le vie di pellegrinaggio, dove si trovavano alcuni santuari che conservavano delle reliquie. Le reliquie quindi sono una funzione in più della Chiesa e in questo caso anche di una cattedrale. Qui a Chartres si conserva il velo della Madonna e in tante altre cattedrali si conservano importanti reliquie che per essere sottoposte al culto dei pellegrini devono prevedere, come a San Pietro, un percorso anulare che non interferisca con lo svolgimento della celebrazione alla fine della navata centrale. Dunque, i deambulatori che servono a far circolare i pellegrini che si fermano davanti alle cappelle laterali come questa, dove sono conservate ed esposte secondo un certo calendario liturgico le reliquie. Certo, poi c'è anche una questione linguistica, il gotico. Il gotico non nasce in una cattedrale, il gotico lo vedremo la settimana prossima, parlando delle abbazie, nasce in una chiesa abbaziale a Saint-Denis ed è per merito di un abate, l'abate Suger, che si sviluppa il gotico. Quindi il gotico in qualche modo è la trasfigurazione dell'impianto basilicale in una struttura ridotta alla pura necessità, cioè per poter aprire il più possibile vetrate nelle pareti laterali e quindi far entrare più luce possibile all'interno della chiesa, si riduce all'osso, letteralmente all'osso, cioè allo scheletro strutturale, il pieno dell'edificio. E quindi ciò che è protagonista qui è un vuoto riempito di luce. La cattedrale quindi non ospita soltanto la celebrazione eucaristica. La cattedrale è il luogo dove, investiti dalla luce, siamo investiti dalla grazia. Secondo un filone della filosofia
della teologia che nasce con Sant'Agostino, la luce vettore di grazia. Ecco, la cattedrale è una macchina che serve a mettere in contatto fisicamente il fedele con Dio. Ora vi mostro un prima e un dopo. L'immagine di sinistra è la cattedrale di Chartres prima dei restauri, l'immagine di destra è la cattedrale di Chartres dopo i restauri, in cui si è cercato di restituire i colori, lo vedete, che sono stati introdotti nel Settecento. Una operazione di cosiddetto restauro che sta provocando tutta una serie di dibattiti perché restituire, perché scegliere quella fase della cattedrale di Chartres, e che vi volevo mostrare proprio per dimostrarvi come le trasformazioni delle cattedrali avvengono sotto i nostri occhi. Cattedrali poi, e ci avviamo verso la conclusione, la costruzione di nuove cattedrali si dirada nel corso del tempo, è ovvio, perché ci sono, perché le cattedrali sono connesse a una diocesi, non ci possono essere più di una cattedrale in una diocesi, quindi o si ricostruiscono le cattedrali preesistenti oppure si creano nuove diocesi. E fino alle grandi scoperte che si sviluppano dalla fine del 400 in poi con le colonie per esempio americane, ma non solo, la costruzione delle cattedrali si dirada. Una delle poche cattedrali costruite nel corso del 400 è la cattedrale di Faenza, che vi mostro per dimostrarvi come anche nel Rinascimento, cambiato il linguaggio, quindi passando dal gotico al linguaggio degli ordini architettonici del Rinascimento, comunque si mantiene la struttura basilicale, la presenza di un transetto e l'importanza del presbiterio che si trova sulla capo della navata maggiore. Ora, da questo momento si sviluppano due fenomeni importanti: la costruzione di nuove cattedrali, soprattutto nel Sud America, che non c'è tempo di affrontare, e poi le trasformazioni che avvengono in occasione e in conseguenza del Concilio di Trento. Un luogo dove queste trasformazioni avvengono in uno dei modi più spettacolari è la Cattedrale di Venezia. La Cattedrale di Venezia, San Pietro di Castello, che qui vedete nella fase medievale, cioè quella susseguente all'incendio del 1120, in base al quale poi, in conseguenza del quale, viene costruita la nuova Cattedrale di Venezia. Una chiesa che qui vedete in una mia ricostruzione, che ho pubblicato 3 anni fa, una chiesa che era organizzata in un modo molto simile a quella di Modena, se vi ricordate. Una chiesa a 3 navate, con una successione di pilastro e colonna, senza volte, ma con un presbiterio rialzato, con un ciborio, un'iconostasi, una transenna costituita da colonne, sopra le colonne statue di Cristo e dei 12 apostoli. È il modello per San Marco, che però, come sapete benissimo, soltanto a inizio 800 diventa Cattedrale di Venezia, ma precedentemente era la cappella palatina del Doge, quindi la cappella di Palazzo Ducale. Questa chiesa era anche in questo caso il centro di un complesso episcopale. La chiesa medievale, con il palazzo prima vescovile, cioè episcopale, e poi patriarcale, nel momento in cui nel 1451 viene fondato il Patriarcato di Venezia, con il suo battistero. Un palazzo patriarcale, che tutti voi penso conosciate, che esiste ancora oggi, che ha tutt'altra funzione, ma in cui è riconoscibile ancora la funzione originaria, dallo stemma del Patriarca Priuli, che sta in asse con l'ingresso principale, una struttura claustrale, e con il battistero che sporge, l'ex battistero naturalmente, che sporge in corrispondenza dell'asse del campanile. Questa chiesa, in cui era evidente la distinzione fra pars plebanale e pars presbiteriale, viene completamente demolita a partire dal 1619. E dal 1619 al 1630 viene costruita una delle prime cattedrali successive al Concilio di Trento.
Il Concilio di Trento si stabilisce che questa divisione fra la parte plebanale e la parte presbiteriale debba cadere, ovvero sia che la celebrazione debba essere visibile dal popolo dei fedeli e in parte anche udibile. Quindi anche l'aspetto della acustica diventa molto importante. Se il presbiterio deve essere visibile, allora bisogna distruggere tutte le transenne e tutti gli elementi che dividevano il presbiterio dal resto della Chiesa, ma mantenendo però la sopraelevazione del presbiterio. Il presbiterio diventa una specie di teatrum sacrum, ovvero sia il luogo dove si svolge una vera e propria, diciamo, teatralizzazione della celebrazione eucaristica, una teatralizzazione resa possibile dalla convergenza di tutte le forme artistiche, non solo l'architettura, ma anche la scultura dell'altare, che diventa monumentale e che è delegato ad accogliere il Santissimo Sacramento, che fino a quel momento spesso era conservato in altari laterali. Quindi architettura, scultura, pittura, per questo vi mostro San Pietro di Castello, in cui il presbiterio è completamente affrescato con le storie di Lorenzo Giustiniani, e musica. Spesso l'organo si trovava, non in questo caso, ma spesso l'organo si trovava proprio in corrispondenza del presbiterio. E quindi vedete come quella chiesa a tre navate viene completamente stravolta, pur conservando le pareti laterali, viene aperta in uno spazio, diciamo, molto più aereo, in cui tutto è visibile. Fin dall'ingresso è visibile il presbiterio e coperto da un sistema di volte che si appoggiano su pilastri, su massicci pilastri. Il Concilio di Trento è una vera e propria radicale trasformazione delle chiese. In tutte le chiese preesistenti si demoliscono i manufatti che dividono le due parti della chiesa. In alcuni casi, in rari casi come questo, si demoliscono, si ricostruisce la Chiesa. Il passaggio successivo è il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II, come sapete, obbliga a una completa riorganizzazione della liturgia. Il sacerdote torna a rivolgersi verso il popolo e quindi è necessario realizzare degli altari attorno a cui si può girare, ci si può muovere. È per questo motivo che bisogna riorganizzare dagli anni 60 in poi, bisogna compiere un'operazione di cosiddetto adeguamento liturgico che per esempio nella cattedrale di Pisa porta a spostare l'altare maggiore dal fondo della chiesa al centro della campata sotto la cupola. E però esiste anche un limitato fenomeno di costruzione di nuove cattedrali. Vi mostro per esempio la cattedrale di Brasilia, costruita fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70 del Novecento da Oscar Niemeyer in una nuova città, la nuova capitale del Brasile, Brasilia, che coincide con una nuova diocesi. Vedete che dal Concilio Vaticano II l'impianto basilicale non è più canonico. Si aprono moltissime strade che riaprono il dibattito architettonico su come debba essere fatta una cattedrale. Vedete che in alcuni casi le cattedrali si avvicinano più a auditorium che a basiliche, il presbiterio è completamente aperto rispetto al popolo dei fedeli, e il popolo dei fedeli deve contribuire alla celebrazione e quindi deve essere perfettamente in continuità, non solo acustica e visiva, ma proprio fisica con il presbiterio, che è rialzato soltanto, non per isolarsi dal resto della chiesa, ma è rialzato, lo vedete qua, l'altare, ma è rialzato soltanto per essere reso più visibile. Ecco quindi che la storia dell'evoluzione delle cattedrali non solo non è finita, ma probabilmente è soltanto all'inizio. E con questo ho finito, grazie.